Un'auto sospetta in località Vigonza. È questa la segnalazione arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri in tarda mattinata. Pochi minuti e una pattuglia della sezione radiomobile di Padova ha intercettato il veicolo, una Lancia Delta all'imbocco di Corso 13 giugno, e si è messa all'inseguimento in direzione di Padova Ovest. Due gli incidenti che però si sono susseguiti, il primo all'altezza di Ponte Vigo d'Arzere, dove due ignari e spaventati automobilisti si sono tamponati senza gravi conseguenze. Nel secondo resta coinvolta anche l'auto dei carabinieri, che non riesce ad evitare un'auto in transito dopo l'ennesima manovra azzardata da parte del veicolo in fuga all'altezza della biforcazione per Limena. Danni alle auto ma nessun ferito. Il traffico lungo la tangenziale è andato in tilt. I rilievi degli incidenti sono stati affidati alla polizia locale. Sono tuttora in corso le ricerche dei fuggitivi.